In collegamento per noi c'è Luca Pezzullo, presidente dell'Ordine degli Psicologi, delle Psicologhe del Veneto. Buongiorno, grazie Presidente per essere con noi, perché raccogliamo in qualche modo alcune note che sono appena state dibattute, soprattutto in tema di affluenza. In queste amministrative 1 italiano su 2 non è andato a votare e vorremmo provare attraverso il suo supporto ad interpretare questo dato. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a tutte e a tutti. Che cosa è accaduto? È tutto normale? C'è uno scoramento degli italiani, dei giovani magari in caso alla politica, secondo lei? E se sì, perché? Ma in effetti quello che stiamo osservando è un processo che anche psicologicamente è interessante. Se andiamo a prendere quelli che erano i dati di affluenza al voto fino agli anni 70, l'astensionismo era veramente raro, diciamo che votava il 90-92% degli aventi diritto. Se andiamo a vedere l'evoluzione del voto nei decenni successivi, vediamo che a partire dagli anni 90, diciamo così, dalla fine dei grandi contrapposti schieramenti, dei grandi schieramenti classici tradizionali, inizia ad aumentare in maniera significativa e costante l'astensione. Passiamo da circa un 12% di 30 anni fa a un 35-40%, poi ovviamente con variazioni tra amministrative, politiche, territori diversi, attuali. Quindi sicuramente il fenomeno c'è, è in crescita ed è sicuramente correlato anche a variabili psicologiche, e qui ce ne potrebbero essere diverse, insomma, che come dire, ci aiutano a capire cosa sta succedendo. Una delle principali sicuramente viene spesso citata, è quella dell'apatia politica, cioè del non riconoscersi magari in schieramenti che sono diventati sicuramente più complessi, più confusi nel corso del tempo, e quindi permettono meno quelle identificazioni forti che magari fino a 30-40 anni fa erano possibili o erano collegate alla propria identità personale e sociale, e invece in questo momento sono venuti meno, e questo crea una sorta di apatia. L'apatia però non va come dire, confusa psicologicamente con la inefficacia politica, che è un vissuto psicologico personale che si può avere quando magari si ha un'idea chiara, un desiderio chiaro di quello che vorrebbe essere una proposta politica, ma si ritiene che il proprio voto sia inadeguato e inefficace nel riuscire a realizzarlo. Come dire, anche se vado a votare non cambia niente, eppure se io ho delle idee chiare, ho dei desideri forti, e questa frustrazione psicologica che ne deriva porta all'astensione, per evitare appunto il vissuto negativo dell'impotenza, dell'aver espresso un voto inefficace. Un altro dato che abbiamo notato anche noi come giornalisti, analizzato, è questo passaggio di voti. Una volta forse si aveva politicamente una propria identità e quella rimaneva, diciamo, nel corso della vita. Oggi c'è questo passaggio, abbiamo visto il Movimento 5 Stelle avere un exploit incredibile ed essere arrivato ad esempio a Treviso a un 2% se non sbaglio, quindi questi voti che si spostano in maniera molto repentina. Ecco, anche questo ci aiuta a leggere questo dato. Assolutamente sì. Diciamo che fino appunto a una trentina di anni fa c'erano grandi schieramenti, c'erano grandi corpi intermedi, i partiti, la Chiesa, la possibilità di identificarsi in alcuni grandi schieramenti sociali o socio-economici, e questo è venuto meno nel corso degli anni 90 sostanzialmente, sia a livello nazionale ma forse anche un po' a livello internazionale, e questo ha portato a una certa fluidità degli schieramenti politici, delle proposte politiche, ma anche di quelli che possono essere alcuni sistemi valoriali, che sono diventati più complessi, più eterogenei, meno definiti in maniera univoca. E in effetti se osserviamo gli ultimi 20 anni, ci sono stati grandi crescite di grandi contenitori politici, di vari grandi partiti, insomma, che nel corso degli ultimi 20 anni hanno magari raggiunto il 30, il 40% addirittura in alcuni casi, per poi passare nell'arco di 5-6 anni a queste sostanziali disillusioni o disillusioni percepite e lo spostamento in altri contenitori che si proponevano come innovativi rispetto a questo. È anche possibile che l'aumento dell'astensione possa derivare psicologicamente dal fatto che le persone in un primo momento hanno, come dire, rivisto la propria identità monolitica in un'identità più fluida, ma poi possono aver percepito che anche questa identità un po' più fluida portava spesso a esiti che non erano soddisfacenti rispetto alle aspettative, magari un po' idealistiche, magari un po' alte rispetto a quello che era poi la possibilità di realizzare determinati progetti. E quindi si è passati da una fase 30-40 anni fa identità fissa a un'identità successiva, nei 10-20 anni successivi un po' più fluida, a un'identità di adesso che è incerta e che continua a cercare come dire, convalide in nuovi contenitori che si propongono di rispondervi e però a volte non soddisfano questo desiderio dell'elettore. Abbiamo raccontato anche noi, giovani impegnati in battaglie molto forti, dai Friday for Future, adesso le battaglie dei ragazzi che stanno dormendo tuttora dentro delle tende sotto l'acqua per sensibilizzare la politica su determinati temi, e poi invece vediamo di pari passo dei ragazzi
totalmente disinteressati alla politica. C'è un balzo veramente incredibile, un bianco e un nero che sorprende, devo dire, anche noi giornalisti quando ci avviciniamo a questi ragazzi magari per fare un'intervista, un box su determinate questioni. Ecco, questo divario così grande, a che cosa è dovuto secondo lei? In effetti queste nuove generazioni, diciamo sotto i 25, stanno vivendo un mondo un po' diverso, anche delle modalità di interazione orizzontali, sociali, digitali molto diverse, e la costruzione di diverse come dire, schemi di rappresentazione del mondo rispetto a quelle che ci potevano essere. I grandi temi del cambiamento climatico, i grandi temi appunto del digitale, i grandi temi di incertezze esistenziali, per cui magari la nostra generazione aveva un percorso abbastanza lineare, studi, lavori, ti fai la tua famiglia, tutto in maniera molto lineare e anticipabile, e ci sono molte più incertezze, molte più insicurezze adesso, e quindi diciamo che la risposta giustamente va in due direzioni, può andare in due direzioni diverse. Uno, il ritiro psicologico, c'è troppa complessità, troppa frammentazione, sento di non poter incidere o che comunque quasi qualunque azione io faccia è inutile, quindi mi ritiro in me stesso, mi ritiro nella mia sfera di relazioni dirette e mi impegno poco, l'apatia politica. L'alternativa, sempre psicologicamente parlando, invece è una nuova attivazione, come dire, i miei temi sono importanti, i miei temi valoriali sono importanti, sento che queste sfide esistenziali ricevono una risposta che non è soddisfacente dagli attori, dai corpi intermedi, dagli attori politici che sono presenti sulla scena, e quindi mi attivo personalmente in prima persona, con delle modalità di attivazione, come si diceva una volta, grassroots movements, quindi dal basso, in maniera a volte spontaneistica, in maniera a volte un po' ingenua e idealistica, in maniera invece a volte molto generativa, e devono prendere forma, devono trovare una possibilità di generare trasformazione e cambiamento. E su questo credo che ci sia una riflessione importante da fare, sempre psicologicamente parlando, cioè sia le generazioni precedenti che le generazioni più giovani, diciamo così, devono trovare un nuovo modo di costruire un'azione politica, perché se usciamo dalle logiche, come dire, classicamente partitiche, l'azione politica è l'impegno di tutti per il benessere collettivo, indipendentemente poi dalle idee personali, e il potersi ritrovare in questo minimo comune denominatore, cioè del potersi attivare, del volersi attivare per desiderare una comunità migliore in cui ciascuno può attivamente, come fanno molti di questi giovani, portare un piccolo contributo, può e deve diventare un nuovo modo di riscoprire un impegno sociale collettivo e trasversale tra tutti noi, indipendentemente poi dalle appartenenze partitiche di ciascuno. Secondo lei è stato un errore togliere l'educazione civica dalle scuole? Per me è stato un grosso errore, assolutamente sì. L'educazione civica è il fondamento della civis, cioè del cittadino, e noi siamo prima di tutto cittadini, ciascuno con le proprie idee, ciascuno con le proprie idealizzazioni, passioni, interessi, quello che vuoi, ma siamo prima di tutto cittadini, e riscoprirci in questo minimo comune multiplo di cittadinanza trasversale, condivisa e universale di tutti noi è il fondamento anche psicologico del sentirsi parte di una comunità, di una matrice comunitaria e generativa. Grazie dottor Pezzullo per averci dedicato un po' di tempo, ci interessava approfondire questo tema. È un tema ricorrente, ma un tema che non va assolutamente dimenticato. Grazie Presidente per essere stato con noi, arrivederci. Grazie a voi come sempre, buona giornata. Buona giornata.